Ottava giornata del girone di ritorno del campionato Primavera 4, girone A. Al Botacisio Sport Center si affrontano la Virtus Verona e la Giana Erminio. Dirige l'incontro il signor Manzardo di Schio, coadiuvato dai signori De Grazia e Tomei. La FIGC dispone un minuto di silenzio su tutti i campi per ricordare la figura di Gio Barone. La prima frazione di gioco è stata di marca virtussina. Possesso in diverse occasioni, come quella capitata sui piedi di Antolini. Ed un gioco sempre offensivo. La Giana risponde sul calcio piazzato con Gotti, Ficelli è pronto alla deviazione. Al 24esimo il vantaggio della Virtus. Antolini scodella in aria e Cero svetta su tutti spedendo la sfera in rete di testa. 1-0. E ancora Gotti ad impensierire Ficelli sul calcio di punizione. Al 34esimo Ciaban penetra in aria ed impegna Buzzi. Un minuto dopo la grande occasione per Merlo, ma Ficelli para in due tempi. Poi Mbaye a provarci dalla distanza. Ancora Merlo ci prova di testa, ma la palla è alta. La Virtus è determinata e raddoppia. Oie scambia con Antolini, controllo di sinistro e destro sotto la traversa per il 2-0. Il secondo tempo si apre con una punizione di Mbaye. Il tiro è destinato all'incrocio dei pali, ma Ficelli vola e devia in angolo. Subito dopo Mbaye non approfitta dell'occasione e spedisce al lato. All'11esimo l'arbitro fischia un calcio di rigore per fallo di mano di Mereu. Sul dischetto si presenta Souza, ma Buzzi resta fermo fino all'ultimo e para intuendo la direzione della sfera. Al 18esimo incursione di Ghirardelli. Gotti tira, Sacomani respinge. Mbaye fugge in area, ma la sua conclusione è centrale. Al 20esimo per un intervento imprudente, Cielo viene sanzionato con il secondo giallo e il direttore di gara estrae il cartellino rosso. Con la Virtus in 10 la Giana prova il forcing. Gotti tira dalla distanza e la Giana macina gioco, ma non riesce a concretizzare la mole di gioco, rischiando il contropiede. Ciaban serve Oie che si lancia sulla fascia. Alza la testa e serve la corrente Ciontos. Il suo tiro è deviato da Buzzi. Oie è pronto a recuperare la sfera, ma la sua conclusione è fuori dallo specchio della porta. Ancora Virtus in contropiede. Ciontos conclude, ma il suo diagonale finisce al lato. La Giana non molla, ma il risultato non cambia. Ora ascoltiamo i mister. Quali considerazioni si porta a casa in merito a questa sconfitta, nonostante i suoi ragazzi abbiano dato tutto per cercare di recuperarla? Ma allora, diciamo che venivamo a incontrare una squadra che sapevamo avere dei valori sia tecnici individuali ma soprattutto caratteriali importanti, quindi siamo partiti secondo me un po' troppo sottotono per la squadra che stavamo affrontando, abbiamo sostanzialmente fatto troppo poco il primo tempo, loro hanno spadroneggiato in lungo e in largo e non siamo praticamente mai riusciti a entrare in partita durante il primo tempo. Nel secondo tempo, e aiutati anche un po' diciamo dall'espulsione, dal fatto che loro sono rimasti in 10, siamo venuti fuori, però troppo poco, troppo poco. Noi abbiamo provato a fare delle cose che avevamo preparato per metterli in difficoltà, ci siamo riusciti poco, siamo riusciti troppo poco, mentre dall'altra parte abbiamo trovato una squadra convinta e consapevole di quello che faceva e sostanzialmente hanno meritato pienamente la vittoria, nulla di più. Un campionato che sta quasi per concludersi, tirerà poi le somme. Al momento quale giudizio può dare di questa stagione?
Ma oddio, il giudizio della nostra stagione, diciamo che non la reputo per adesso sufficiente per quello che, per gli standard che mi ero, diciamo, prefisso, per gli obiettivi che ci eravamo dati. Ci siamo ritrovati un po' stanchi nel momento clou, ecco, adesso dovuto a tante cose, però siamo arrivati un po' scarichi in questo momento che inizia a essere quello decisivo, perché sostanzialmente siamo tutti lì, si può ancora entrare nei playoff, siamo 3 squadre a pari punti e sostanzialmente per l'ultimo posto nei playoff. Mancano 3 partite, noi faremo di tutto per entrarci. Una considerazione di carattere generale per ciò che riguarda, diciamo, i settori giovanili in Italia. Lei quale esperienza può portare rispetto a quella che è la situazione dei giovani che possono aspirare a diventare dei professionisti? Beh, allora, secondo il mio punto di vista, sì, almeno per quello che ho visto io, guardando anche un po' le distinte, le formazioni delle squadre che affrontiamo, si fa ancora un po' fatica a far giocare i giovani. Vedo tante formazioni, ad esempio nel nostro campionato, piene di 2005, e anche la nostra, devo essere sincero, abbiamo pochi giovani e anche quelli che non sono, che dovrebbero andare in una prima squadra, spesso fanno un po' fatica, e io penso che sotto questo punto di vista si possa fare molto di più, sia noi come tecnici che anche le società, magari spingere un po' di più e provare a fare qualcosina di più con quelli più giovani, insomma. Nelle prime squadre è un discorso un po' diverso, spesso vanno a fare un po' le comparse e niente più, quindi ci sono tanti giovani aggregati alle prime squadre, però poi effettivamente quelli che giocano sono veramente pochi, ecco, c'è da migliorare, mettiamola così. D'accordo, mister, la ringrazio e le auguro in bocca al lupo per centrare l'obiettivo dei playoff. Grazie a lei. Sembrava una gara tutto sommato abbastanza tranquilla, poi diciamo, l'espulsione ha determinato una situazione diversa, però i suoi ragazzi hanno dimostrato carattere e sono riusciti a portare il risultato a casa, un risultato favorevole. Questo a dimostrazione che l'impegno è veramente importante da parte dei suoi ragazzi. Beh, il primo tempo penso che abbiamo fatto un primo tempo importantissimo come qualità, come idea, come gioco, ma soprattutto come mentalità. Il secondo tempo, anche in 10, in realtà la Giana non ha calciato in porta se non che su palla inattiva. Quindi normale, erano sotto 2-0, è normale che magari volessero fare del forcing, però siamo stati bravi, siamo stati compatti e quello che ho visto io è una squadra, la mia, molto concentrata, quadrata, ma soprattutto determinata. Un consolidamento in classifica, una situazione che può dare grosse soddisfazioni. C'è da tenere calmo l'ambiente o i ragazzi sanno gestire anche questa situazione? Noi dobbiamo continuare il nostro percorso, questa sera riposiamo, domani giorno di riposo domenica, noi pensiamo solo un giorno alla volta, e il giorno alla volta è lunedì, che è il primo giorno di allenamento, e poi si va avanti. Ha fatto un grande abbraccio ai suoi ragazzi nello spogliatoio. Sì, perché se lo meritano, perché oggi hanno fatto una partita da squadra importante e sono contento dell'attitudine, della determinazione e, come ho detto prima, della mentalità dei miei ragazzi. Grazie mister, in bocca al lupo. Grazie mille, Crepi. Risultato finale: Virtus Verona 2, Giana Erminio 0.